Sì, secondo me l'apparizione mariana non è altro che un'espressione di energia pura che si trasforma in Maria, perché è una figura che è molto conosciuta, che è conosciuta da chi pratica la religione cattolica, ma anche dagli islamici. Quindi uno se vuole mandare un messaggio lo manda attraverso una situazione di forza, non di debolezza. È inutile che appare la Maria Maddalena, che pochi la conoscono, quindi appare la Madonna, insomma. C'è il collegamento, cioè quelli che non sono di questo pianeta sono comunque, io dico sempre fratelli cosmici, possiamo chiamarli alieni, va benissimo, non cambia niente, sono dei fratelli cosmici. Mm. Beh, qua praticamente William da Vicenza è molto critico, dice gli UFO sono molto terrestri, sono veicoli americani o russi, abbiate l'onestà di dirlo. A noi dobbiamo dirlo, non so, cioè, Ma ci saranno tutti. Questa io ho l'onestà di dire, questa è una grande cavolata. ecco, bravo Ecco, William, ti sei quindi, preso, Ma ti ci sei saranno preso. sicuramente anche cioè, quelli, no, no? adesso Dagli gli uomini. americani, allora, Bob Lazar è un ingegnere, è stato chiamato nell'area 51, che non esiste, che neanche il Presidente degli Stati Uniti può entrare, ma c'è ancora vicino a 50 km l'area S4, che è ancora più segreta, dove gli hanno detto questo è un oggetto, tu devi partire da questo, dirmi come fare per costruirne un altro, uguale. All'epoca non avevano le condizioni tecniche e neanche, beh, poi i motori, noi siamo abituati, i motori vanno per propulsione, Certo. quindi tutti gli oggetti che vanno per propulsione non possono essere che terrestri. E i dischi volanti, chiamiamoli come vogliamo, appaiono senza fare nessun tipo di rumore, perché viaggiano con energia, con un sistema di propulsione che è completamente sconosciuto a noi. Tanto è vero che nel libro parlo appunto di Bob Lazar e di come questo è riuscito, guardando il motore di questo oggetto che era un disco volante, a dire cosa ci vorrebbe per poter viaggiare come viaggiano loro, dove lo spazio-tempo non esiste. Quindi riesce a superare il spazio-tempo. Infatti dice ciao, Graziano da Tre Baseleghe. Alcuni anni fa mi è capitato, durante una pausa caffè, di guardare verso l'alto. Sì, Vedi, mi è capitato di guardare sì, verso normalmente l'alto. vuol dire che non guarda verso l'alto. Verso l'alto e Sì. assieme a un collega, perché vedi il confronto, no? Beh, è Perché, importante che sia più a di un uno. collega mi è capitato di vedere una sfera metallica di almeno 3 metri Sì, di sì. diametro che entrava ed usciva da una nuvola, come era più di 3 metri chiaramente, Sì. per poi sparire. Cosa mi sapete dire al riguardo? Peccato che In non ci siano le è foto. esatto, comunque Graziano devi assolutamente partecipare degli Sì, e incontri, portare tua la tua testimonianza. testimonianza, specialmente se vieni con l'altra persona, perché noi quando accogliamo le testimonianze, noi tendenzialmente crediamo a tutti, però dobbiamo fare anche noi una verifica se la persona è credibile oppure no, perché se uno che è dedito al bere, Sì, evidentemente... a proposito di caffè, magari se beveva un'ombra. Sì, esatto. No, invece, a parte gli scherzi, Graziano, veramente abbiamo bisogno Sì. dell'aiuto, del confronto di tutti quanti, perché sai, adesso tu hai visto questa sfera, no? Non hai la curiosità di approfondire questo tema, perché tu mandando il messaggio Sì. dimostri di avere una certa Ma curiosità. se lui l'ha vista perché loro ha Volevano. voluto farsi vedere da te, ci sarà un motivo, no? Quindi, Vieni là e vediamo di capirlo insieme, magari. ecco, bravissimo Graziano. Sempre Graziano. Silvano. No, Graziano Graziano, è lui. Graziano è praticamente la persona che ha, Sì, 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 che ha fatto l'avvistamento. che si è fatto l'avvistamento. Ecco, quindi abbiamo, abbiamo detto relazione tra quello che sono gli aspetti mariani, perché Sì. qualcuno può avere anche un po' di confusione su questo, no? Perché dice, perché quando parliamo di contattisti, ci sono i contattisti che vedono la Madonna Sì. e ci sono contattisti che vedono gli UFO. Abbastanza articolata Sì. e complessa. No, diciamo, sono state delle esperienze veramente molto forti. Ma Quella della Chiesa velocemente, dai, quella che si è andata Ma in chiesa. la prima volta allora, sai che ti avevo cominciato a accennare, no? Vedo questo mio amico che ha questi passaporti, gli chiedo, sento che devo chiedere, insistere perché non voleva dirmi niente,
e a un certo punto cede e mi dice vado a Medjugorje. Come ha detto Medjugorje, che non se ne parlava all'epoca, mi è venuto in mente quello che padre Martino mi aveva detto: ti capiterà di andare a Medjugorje, approfittane e vai. E dico, Madonna, Medjugorje, ma quando andate? Domani mattina partiamo presto. E faccio, vengo anch'io. E fa, ma sai che una ragazza si è ammalata, mi ha appena chiamato, era due pullman strapieni, una sola ragazza, e praticamente mi ha ceduto il posto. Ha detto, ma hai il passaporto? Ho detto, sì, ho sempre il passaporto con me. E quindi praticamente sono partito, quindi creando un bel po' di problemi al lavoro, tutto, ma avevo deciso, sono andato. Allora io ero convinto che tutto si potesse spiegare con la mente, con diciamo, la capacità, ritenevo che tutti avevamo dei poteri, che potevamo fare molte più cose di quello che pensavamo, no? Perché per me era tutto molto semplice. E in realtà arrivo lì, mi vedo questo paesetto un po' sperduto, non come adesso che è pieno di bancarelle, di cose. A un certo punto andiamo dentro, erano le 7 della mattina, andiamo dentro nella chiesa e io mi domandavo, ma una chiesa così grande su un paesetto così piccolo, che erano 4 case, di cosa ci fanno? Questi 2 campanili, diciamo, la croce fatta, allora chiedo, la croce dietro fatta nel 1933, una grande croce nel monte Krizvac, proprio nel monte della croce, il monte della croce, e lì a un certo punto io entro nella chiesa, abbiamo appena messo una Madonna, cioè una statua della Madonna, e che era un po' quello che i ragazzi, allora bambini, vedevano, no? Avevano visto, quindi avevano dato delle indicazioni a uno scultore, aveva fatto questa Madonna. Io mi siedo sulla panca e sto lì e comincio una specie di dialogo, no? con questa statua, no? Che chiamavo Mamma Celeste, e quando che a un certo punto dopo un po' dico, beh, adesso vado dove sono, perché dovevamo ancora trovare dove mettersi con le case, dove alloggiare. La sorpresa è stato che come sono uscito era già buio, erano passate 12 ore. Capito? Erano passati 12 ore e quindi non sapevo dove andare, da che parte dovevo andare, cioè non sapevo niente, mi trovavo lì in un paesino sperduto senza nessuno, cioè nessuno che camminava, c'era totalmente deserto. Mi avvio verso la sinistra e finché a un certo punto sento dei rumori, vedo una luce su una casa, mi avvicino, anche un po' impaurito perché non sapevo se c'era un cane, se c'era qualcosa che magari qualcuno diceva va dentro a vedere, ascoltare, no? Sì. E poi sentivo che parlavano in italiano, quindi sono entrato e questi qua hanno detto ma dove sei andato a finire? Dice ti abbiamo cercato dappertutto, abbiamo girato dentro in chiesa, dappertutto, non li abbiamo mai trovato. Io sono rimasto allibito. Quindi eri invisibile. È invisibile. E questo è stato, no, ho detto, sono andato a fare un giro perché cosa Sì. dico? Avevo parlato durante tutto il viaggio di quello che era l'allucinazione collettiva, avevo cercato di dare una spiegazione di quello che erano stati i miei studi, perché come te poi cominci a ricercare. Una spiegazione razionale. Perché dovevi cercare una spiegazione, cioè nasci e devi sempre, come quel signore di prima che si chiama Capitan Harlock qui, no? Che ci dà che dice che diciamo delle cazzate, capito? Perché non è vero che il TG1 o il TG5 ha detto questa cosa, e quindi devi dimostrare qualcosa di diverso, ma dentro di me stava cambiando praticamente tutto. Ah sì. Capito? E il giorno dopo, quando hanno detto verso le 5 così, dicono ma perché non andiamo in chiesa che c'è il rosario, no? Io col cacchio che vado in chiesa un'altra volta. Avevo preso paura? Ma ho detto è meglio non rischiare. Faccio altre 12 ore. Erano le 5 del pomeriggio, 4 e mezza che iniziavano questo, e siamo rimasti fuori in 3. Ho convinto altre 2 persone più grandi di me a rimanere fuori, ma cosa andiamo a fare là in chiesa a dire il rosario, no? Ho detto cosa facciamo? E siamo stati fuori della chiesa, eravamo gli unici 3, a parlare del più del meno, lavoro, non lavoro, paese, loro erano di Marano Vicentino e quindi quando a un certo punto io ero proprio orientato ad ovest, a un certo punto sono attratto a guardare in alto, vedi che bisogna guardare in alto, sempre in alto. a guardare in alto e mi accorgo che il sole pulsava, cioè praticamente pulsava e pulsando cambiava di tonalità di colore.
E sono rimasto lì, però non volevo dire agli altri due che davano le spalle giratevi. Poi a un certo punto ho visto che il sole, oltre che pulsare, cominciava a vibrare. Allora a quel punto lì che vibrava ho detto scusate, vi girate un attimo perché vedo una cosa, questi qui come si girano, crollano per terra, si inginocchiano, da una paura terribile. Io sono rimasto in piedi, allora io non sapevo cosa fare, se inginocchiarmi o se stare in piedi, e a un certo punto si sono divisi, quello era quello che noi vedevamo, Sì. quindi non è che era la realtà, comunque si sono divisi due soli, poi a un certo punto si sono riuniti e il sole è come caduto dietro la croce del Krisvaz, quindi di questo monte, è andato dietro portando subito il buio per alcuni secondi per poi ritornare dove era prima, tranquillo, senza nessuno. Quando c'era questa immagine, no, che mi cadeva il sole, ho detto cacchio, è proprio la fine del mondo questa cosa, cioè la fine del mondo. La reazione è stata quella che è tornato il sole, è tornato al suo posto. Noi non siamo riusciti a parlare, però avevamo una carica elettrica, cioè proprio un'elettricità statica notevole, proprio anche toccandosi, ed ero bollente, cioè avevo c'è stata una temperatura corporea enorme, pur essendo comunque in quel momento lì calmo, cioè non avevo nessuno, non mi ponevo il problema in quel momento. Era stato quando che il sole è andato giù che mi ha dato una certa impressione, Sì. ma quando poi è tornato su avevo ritornato proprio una normalità. Gli altri due erano terrorizzati, cioè proprio impauriti. Dopo pochi minuti, che eravamo comunque in un silenzio proprio totale, esce dalla canonica, dove dorme il padre? La canonica. Tutti pensavano che fossero in sacrestia, Sì. i veggenti, e invece erano vicino a noi, dove ero io, e i altri due amici. Esce fuori Visca e Maria, Sì. si avvicina verso di me e mi dice un italiano che comunque si capiva, cioè capivo quello che diceva, e mi ha detto la Madonna vuole dire a te e ai tuoi amici che vi aspetta stasera alle 9 sul Post Bordeaux, dove che è non nella croce, ma della croce bianca dove c'erano le apparizioni, e poi vanno via. Io l'ho detto ai capi gruppo, no, che c'erano delle persone, ha detto ma sai perché è un pericolo, perché era ancora il periodo del comunismo, Sì. c'era il coprifuoco, arrivavano con gli elicotteri, qui tipo russi, che, Sì. e quindi dice rischiare, non è, perché si doveva proprio tutti, dopo una certa ora, Essere chiusi in casa. tutti chiusi in casa, non si poteva fare coprifuoco. E invece siamo andati, chi ha voluto è venuto, ed è stata, diciamo, la mia iniziazione. Penso. Ecco, quindi una mia iniziazione che dovrei scrivere un po' tutte queste cose, ma intanto cerchiamo di vendere il tuo libro, che è importante. Non è un problema. Io tanti libri li sto regalando, per cui... Ecco, c'è una cosa da dire, le persone che hanno dei doni e li usano per guadagnare sul piano economico, per guadagnare, non per vivere, secondo me non hanno i doni giusti. Concordi? Beh, noi possiamo stare molto bene senza sfruttare alcuni nostri talenti, no? E possiamo stare molto bene. Sì. Io vivo di quello che adesso sono i miei doni, perché comunque insegnare ad altre persone a utilizzare i loro doni è una modalità. Certo. Ma non sono mica ricca, sto bene, non accumulo, non ho l'ansia che se mi vengono i ladri mi portano via chissà che, e si può star bene senza ingannare nessuno, senza imbrogliare nessuno, dormendo molto bene la sera. Esatto, questo è importante. È arrivato qualche altra... Sì, mi chiedono dove posso sapere dove fate il convegno. Sì. E nel convegno è a Pove, ripeto, è a Pove del Grappa. L'indirizzo esatto. Sì, allora, il convegno che poi ho capito giusto è itinerante, quindi ci saranno vari autori. Sì, si va è sempre nello stesso luogo. Sempre nello stesso luogo. È sempre nello stesso luogo, quindi si trova, dunque, fammi leggere. Pove del Grappa. Pove del Grappa, presso la sala polivalente di Vicenza. Pove del Grappa Vicenza, sì. In piazza degli Scalpellini. Sì. È un bel posto. Scalpellini una volta lì lavoravano nel marmo. Perciò. Scalpellini, per quello.
Quindi se volete venire a sentire parlare dei bambini indaco e anche capirci un po' di più, vedere un po' come si possono educare o anche come stare meglio se lo siamo, e se lo siete venite a trovarci, venite a raccontarci come vivete da indaco, la vostra esperienza. Il 13 di maggio, fatalità, giornata anche mariana tra tutte le altre cose, e noi faremo un intero pomeriggio dedicato a questo, quindi dalle 15 fino alle 18, un sacco di tempo in cui ci raccontiamo. No, beh, credo che ci sono molte cose da parlare, da discutere. Il 23 di aprile, che è il mese prima, 20 giorni prima, c'è Daniele Longo che farà vedere foto e filmato di UFO. Quindi chi non ha mai avuto la possibilità di vedere, molto interessante. Perché quindi Capitan Harlock è invitato a venire. Capitan Harlock è invitato a venire. Il 10 di giugno c'è Mao Veronesi e Sara Rasà. Mao Veronesi, basta andate in Facebook, lo potete conoscere perché è una persona fantastica, e Sara Rasà anche una persona molto particolare. Ci parleranno di cosa? Anche loro sono dei contattati, quindi lei parla di spiritualità, la Sara Rasà. Mao Veronesi invece è un contattato, quindi parlerà della sua esperienza. Poi il 24 di giugno ci sarà un altro incontro, sempre di sabato, sempre dalle 3 alle 6 del pomeriggio, e quindi se andate sia su Facebook trovate Gruppo Ufologico del Veneto, che è il nostro gruppo, oppure mettete www.ufoveneto.it e lì c'è il gruppo vero e proprio, insomma, ecco. Ci sono tutte le locandine e tutto quanto. Poi qui c'è un'altra persona che è andata, buongiorno, grazie per la trasmissione, ieri sono andata a Mogliano a sentire la testimonianza di Nicolò Di Lella, che lo conoscete? Sì. Lui è stato contattato da extraterrestri. Sì, Nicolò Di Lella è stato il primo, quello che ha aperto i nostri incontri. Quindi è venuto lì a Pove nel mese mese scorso? Mese febbraio. Sì. È una persona eccezionale. Adesso stiamo mettendo a posto il filmato della sua relazione e lo faremo vedere, lo manderemo in onda direttamente. È fantastico anche quel ragazzo. Bene, ma l'importante è andare nel sito ufoveneto.it e lì praticamente potete seguire quello che è diventata una passione. Sì, no? Anche per chi siccome è gradita la prenotazione, per chi vuole prenotare basta che faccia il mio numero, che è 346 66 30079, e quindi facendo lo questo ripeterli, sì. Sì. È stato troppo veloce. Ok, 346 66 30079. Questo è per la prenotazione. L'ingresso è 10 euro per quelli che non sono iscritti, 5 euro per gli iscritti al gruppo ufologico del Veneto. Manteniamo un po' di differenza, sono delle spese, quindi... Ecco, sono arrivati fino adesso 70 messaggi. 70, bene, dai. E poi telefonate tantissime, mi ho detto, sono vari numeri di telefono, però finché non imparo quelli che sono da mettere è meglio. Da mettere all'indice. No, volevo solo, perché mi era arrivato all'inizio, mi hanno chiesto per quel che riguarda la parte dell'ecovillaggio, volevo dire a tutte le persone che stanno seguendo questo progetto che giovedì scorso è stata costituita la cooperativa San Martino. A questa cooperativa è una terza via nel dare, noi sappiamo che è un qualcosa che insegue da molto tempo, no? Io ho fatto tante società perché credo che è l'unione delle persone che può fare, la differenza, non nel singolo. Okay. E quindi questa cooperativa è una cooperativa di comunità, ed è praticamente impresa sociale. Questa cooperativa è la prima che viene fatta in Veneto, e ringrazio Lega Coop per averci aiutato in questo cammino, e così come i nostri due praticamente facilitatori, che è Bruno Wurm di Loreto e Carò Ardigò, che ci hanno aiutato in questo percorso. Siamo arrivati e quindi stiamo andando avanti. La cooperativa si occuperà anche di
costruzioni, si occuperà di costituire, aprire degli asili, cioè sarà una cooperativa molto attiva, così come anche lo sviluppo al proprio interno di un ecovillaggio e del co-housing. Quindi siamo praticamente a buon punto, questo molte persone ci stanno seguendo, e quindi da adesso in poi avremo questa possibilità di darvi queste informazioni. L'altra cosa che volevo dire è, sto vedendo che ormai è troppo tardi, ma hanno distrutto zone, hanno tagliato alberi che avevano anche 50 anni, 100 anni. E stanno distruggendo la natura. Io so che voi siete molto sensibili, qui chi ci ascolta è molto sensibile in radio, e vorrei proporre di mettere in piedi un movimento per la salvaguardia della natura. Mettiamo insieme associazioni, mettiamo insieme, al di là dei partiti o di destra, sinistra, centro, ma cerchiamo di salvaguardare quello che è la nostra madre terra, e facciamo in modo che questi uomini, che io dico privi proprio, sono delle scatole completamente vuote dal punto di vista, non pensano a quello che stanno facendo, perché hanno tagliato alberi lungo il Brenta facendo proprio tabula rasa, hanno distrutto ciò che non serviva a distruggere. E quindi io dico, tutti quelli che erano preposti a controllare, dove erano, licenziateli, perché non si può assolutamente permettere che venga distrutto la natura e quindi noi stessi. Quindi principalmente, se noi abbiamo in mente la nostra sopravvivenza in questa terra, dobbiamo fare qualcosa, quindi svegliatevi, perché è molto importante svegliarsi, perché stiamo veramente dormendo e ci sono persone, ci sono centri di potere che stanno distruggendo la nostra umanità, e quindi cerchiamo di darci da fare. Tu cosa ne pensi, Monica? Ah, che è tristissima sta cosa. Me l'aveva fatto notare anche mia figlia andando a scuola, che lei va a scuola a Noventa Padovana, che si trova qua vicino, e mi ha detto: mamma, ma perché hanno tagliato questi alberi che appartenevano probabilmente al giardino di una villa del Settecento, lì ce ne sono molte, e quelli rimasti un po' fuori. Cioè, ma stiamo rasate vedendo il suolo. ma sto vedendo, cioè, è una cosa incredibile. Cioè, è pazzesco. Il bello è che quando si è giù di morale per caricarsi, abbracciate gli alberi. E questi te li tagliano? Ti carichi tantissimo, e se noi impariamo a connettersi agli alberi, molto probabilmente impediremo che tanti alberi vengano tagliati. Non comprendiamo le cose diverse da noi, quindi pensiamo che gli alberi sono niente perché non sono uomini. Ma l'uomo pensa di essere immortale, che muoiono solo gli altri, che stanno male sono gli altri, e non si accorge che fa parte della natura. A me veniva da piangere l'altro giorno che camminavo con i miei cani a vedere alberi con un sacco di cerchi, no? Contavo, dico, questi qui quanto tempo, e questi qui li hanno tagliati tabula rasa. Sì. Hai capito? E questa è una cosa veramente molto grave. Io voglio proprio fare una denuncia aperta, perché è stata una distruzione totale. C'è una regia, io non so cosa stia successo, ormai li hanno tagliati, non so farci niente, non posso farci niente, ma credo che se ero lì quando li stavano tagliando non sarei rimasto fermo. Okay, quindi avrei sicuramente agito in questo modo. Siamo arrivati al termine di queste 2 ore e mezza che abbiamo passato veramente in amicizia, con una grandissima. Io auguro a tutti di poter essere insieme così, perché veramente c'è stata una grande energia che è stata trasversale, e quindi io non posso fare altro che ringraziarvi tantissimo di aver partecipato. Grazie a te dell'invito. Ecco, e quindi speriamo di rivederci presto, sicuramente al convegno, quindi un grande invito a partecipare a questo convegno che aprirà gli occhi a tante persone che magari non sapevano dare delle spiegazioni a quello che gli accadeva. Quindi un forte abbraccio a tutti, e a lunedì, non so ancora di cosa parleremo, però troviamo sempre l'argomento. Un saluto a tutti. Ciao a tutti.